È giovedì 31 ottobre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Ed Emanuela Corsi, buongiorno. Fra poco, subito, andremo da Emanuela per i fatti chiaramente più significativi della nostra regione, dai quotidiani, ma intanto cominciamo con la cronaca. Ci sono 6 arresti a Trapani in una operazione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Adesso andremo a vedere il servizio fra un attimo. Torniamo in studio se possiamo. Ecco, adesso vediamo il servizio di Laura Spanò, droga e armi, per l'appunto i 6 arresti a Trapani. 6 arresti per droga, sequestrati 3 kg di cocaina, 100.000 euro in contanti, armi e munizioni. Questo è il bilancio di un'attività portata al termine dai carabinieri di Trapani, nel quartiere popolare di Villa Rosina. 5 le persone finite in carcere, 1 ai domiciliari. La cocaina sequestrata, una volta messa nel mercato, avrebbe fruttato 1 milione di euro. I militari hanno notato delle persone con precedenti per droga davanti ad un'attività commerciale del quartiere di Villa Rosina. Hanno così pensato di identificarli tutti. Ai carabinieri però non è sfuggito che il più giovane del gruppo cercava di disfarsi di 3 buste in cellophane lanciandole poco lontano dal luogo dove si trovavano. I carabinieri li hanno raccolti e hanno scoperto che contenevano 1,5 kg di cocaina ora sequestrata. A quel punto tutti i presenti sono stati perquisiti e si è così scoperto che il 50enne calabrese aveva con sé 3 buste piene di contanti per un valore di 22.000 euro. L'attività dei militari è proseguita nelle abitazioni dei 6 fermati, scoprendo che a casa del 37enne c'erano 2 pistole calibro 7,65 con matricola Brasa, circa 150 cartucce, un bilancino di precisione e altri 2 kg di cocaina. A casa del 18enne invece i carabinieri hanno recuperato 100.000 euro in contanti. 5 degli arrestati si trovano nel carcere di Trapani, il 18enne censurato ai domiciliari. E sempre nelle ultime ore la Guardia di Finanza di Caltanissetta ha sequestrato oltre 12.000 articoli ritenuti non sicuri, pronti ad essere messi sul mercato in occasione di Halloween. I controlli sono stati effettuati in 2 esercizi commerciali gestiti da stranieri. Sono stati rinvenuti numerosi articoli recanti il marchio Made in Italy contraffatto e sorpresi anche 2 lavoratori in nero, emesse sanzioni per 25.000 euro. E adesso le altre notizie. Il caso Montante, in Cassazione cade l'accusa di associazione a delinquere per l'ex leader di Confindustria Sicilia. È stato disposto un appello bis per il ricalcolo della pena. Assolto dall'accusa di associazione a delinquere con la formula perché il fatto non sussiste. È quanto hanno deciso i giudici della 6ª sezione di Cassazione nei confronti dell'ex presidente di Confindustria Sicilia, Antonello Montante, e altri 2 imputati nell'inchiesta su presunte attività di dossieraggio. I giudici della Corte di Cassazione hanno fatto cadere le accuse anche per i reati di rivelazione del segreto di ufficio e di accesso abusivo al sistema informatico. In quest'ultimo caso limitatamente alle condotte poste in essere fino al giugno 2014 per intervenuta prescrizione. I giudici hanno disposto quindi un appello bis per il ricalcolo della pena per l'accesso abusivo compiuto dopo il 2014 e di corruzione, fattispecie per le quali è stata dichiarata inoltre irrevocabile la responsabilità penale. Nel primo processo di appello, nel luglio del 2022, davanti ai giudici di Caltanissetta, Montante vide ridursi da 14 a 8 anni la condanna. Con lui erano stati condannati a 5 anni l'allora capo della security di Confindustria, Diego Di Simone, e a 3 anni e 3 mesi il sostituto commissario Marco De Angelis. La parola ora passa ai magistrati di Caltanissetta, che dovranno analizzare la decisione degli Ermellini, che hanno inoltre reso definitiva l'assoluzione per il colonnello Gianfranco Ardizzone, ex comandante provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta. E adesso andiamo proprio da Emanuela per vedere come stamattina i quotidiani riportano la vicenda del processo a Montante. Sì, la vediamo sulla prima pagina del Giornale di Sicilia. Angelo, ecco qui il sistema Montante cancellato in Cassazione. Niente associazione a delinquere, cade l'accusa peggiore, si torna in appello, sarà ricalcolata e ridotta la pena di 8 anni. E poi ci sono le tappe dell'inchiesta. Oggi l'iscrizione
corruzione tra gli indagati nel 2014, l'arresto scattò poi nel maggio del 2018, dopo pochi giorni dai domiciliari al carcere è tornato in libertà nel febbraio 2020. E poi vediamo anche all'interno di Repubblica a Palermo, montante la scure della Cassazione, non fu associazione a delinquere, restano le accuse di corruzione e accesso abusivo, si dovrà celebrare adesso un nuovo processo per fissare la pena. Grazie Emanuela, torniamo da te fra non molto, intanto ci occupiamo ancora una volta di incidenti stradali mortali, strade insanguinate, in particolare nel Catanese un centauro si è schiantato contro un furgone fermo in corsia di emergenza in tangenziale, era un imprenditore del settore della ristorazione ed è in fin di vita invece la compagna. Della moto non si riconosce più neppure il modello. Ecco quello che rimane del pauroso incidente che ha coinvolto una coppia in sella a una potente 2 ruote che si è schiantata contro un autocarro fermo in corsia di emergenza. Gravissimo il bilancio. A perdere la vita è stato il guidatore della motocicletta, un uomo di 40 anni, Victor Roy Riolo, residente a San Giovanni La Punta, ma che a Catania era impegnato come imprenditore nella ristorazione. Ricoverata invece in gravi condizioni all'ospedale Garibaldi Centro la donna che viaggiava con lui, 40enne anche lei. È stata operata d'urgenza, in coma farmacologico, la prognosi rimane riservata. L'impatto è avvenuto sulla tangenziale a 1 chilometro dall'uscita per Gravina in direzione Mister Bianco. La moto ha colpito in pieno l'autocarro che si era da poco fermato per effettuare lavori di manutenzione sulla carreggiata. Non c'è stato niente da fare per il guidatore della 2 ruote. La donna invece è stata sbalzata a diversi metri di distanza. Sul posto i vigili del fuoco, personale dell'ANAS, del 118 e la polizia stradale che si è occupata dei rilievi del caso. Alla ricostruzione dell'incidente potranno dare un contributo anche le telecamere di sorveglianza. A un primo rilievo non si evidenziano però segni sull'asfalto che possono fare pensare a una frenata. Chilometri di coda si sono formati con la carreggiata che è tornata libera dopo diverse ore. L'ennesimo incidente mortale in poche ore, dopo quello che aveva visto morire sotto un camion un centauro ad Aci Sant'Antonio e dopo lo scontro di via Plebiscito a Catania, dove a perdere la vita è stato un 19enne. Emanuela, strade insanguinate nel Catanese nelle ultime ore. Andiamo all'interno della pagina della provincia di Catania, della Sicilia, e vediamo la notizia: a tutto gas contro un furgone fermo. Siamo sulla tangenziale, la vittima è il motociclista 40enne Victor Riolo, in fin di vita la compagna. Inevitabili code fino al casello di San Gregorio con automobilisti imbottigliati nel traffico per ore. Chi era appunto la vittima? Victor Roy Riolo, 40 anni, imprenditore nel settore della ristorazione catanese ma residente a San Giovanni La Punta. Per cause ancora da accertare, ma la velocità sostenuta pare essere l'ipotesi privilegiata. Il centauro appunto che viaggiava con la compagna, rimasta ferita, è andato contro un mezzo cassonato che era fermo per alcuni lavori di rifacimento stradale sulla tangenziale all'altezza di Gravina. Restiamo a Catania, bonificato un tratto di via Calliope, rimosse oltre 4 tonnellate di spazzatura, ma a Fondoromeo la situazione resta critica per la presenza di rifiuti speciali e anche di Eternit. Oltre 4 tonnellate di rifiuti rimossi ed un impegno preso direttamente dal sindaco Trantino, che in prima persona si era recato in via Calliope per constatare lo scempio. Dopo i nostri servizi denuncia e il disperato appello di una residente, il sopralluogo del primo cittadino, Gema ha effettuato una maxi operazione di bonifica per restituire decoro alla zona. Il video che vedete mostra le fasi conclusive dell'intervento, accolto con soddisfazione dai residenti che da diversi mesi chiedevano risposte al comune e ai vertici di Gema. È chiaro che a Fondoromeo restano molte criticità, perché basta effettuare pochi metri per trovarsi di fronte ad un'autentica discarica a cielo aperto, dove elettrodomestici e mobili in disuso, pneumatici, scarti edili, serbatoi ed Eternit invadono la strada e si riversano persino nel torrente sottostante. Presenti anche centinaia di confezioni di farmaci utilizzati per gravi patologie. È amareggiato questo operatore che da anni si occupa proprio della discarica a Fondoromeo. Per noi è diventato un problema perché non ci vuole una persona, ma ci vogliono molte persone per fare una bonifica di un'area. Abbiamo verificato, c'è amianto, legno, copertoni, ma non è che amianto c'è solo questo, di sotto ce n'è altro. E queste telecamere non so se sono spente o finte.
Per questo scempio, l'assessore all'ecologia Pesce e Gema hanno garantito che nelle prossime settimane verrà effettuata un'altra maxi bonifica che però richiede una programmazione ad ampio raggio. E adesso siamo al calcio, sono giocate ieri alcune gare del turno infrasettimanale sia in Serie B che in Serie C. Per quanto riguarda il campionato cadetto, il Palermo ha pareggiato sul campo del Mantova, è stato anche annullato un gol alla formazione lombarda. I rosaneri sono al quinto posto in classifica. Noia sbadiglie 0-0, Mantova e Palermo pareggiano al termine di una partita a tratti inguardabile. La formazione rosanera ancora una volta fa il check-in ma non si presenta all'imbarco. Una partita, quella di ieri sera al Martelli, in cui entrambe le squadre potevano e dovevano fare di più, soprattutto il Palermo che nella ripresa, quando il Mantova ha arretrato il suo baricentro, non ne ha approfittato, sprecando anche potenziali ghiotte occasioni. Primo tempo soporifero, i rosanero rischiano lo svantaggio ma De Planche riesce a salvare. Henry fa reparto ma non riesce a graffiare, Insigne e Di Mariano non sgasano e balbettano. A centrocampo mancano idee e fosforo, ripresa stesso copione, ma è il Mantova ad essere più intraprendente, trovando anche la rete del vantaggio che però per fortuna del Palermo viene annullata dopo il check del VAR. Tocco di mano di Galoppini del Mantova. I cambi danno frizzantezza al Palermo, Leduaron è voglioso di far bene ma sotto porta è ancora troppo timido. Poi altra occasione per Ranocchia che però trova i guanti del portiere Festa. Mantova che aspetta e prova a ripartire ma è a Poix ad avere la grande occasione per il vantaggio, anziché però servire Verre tutto solo decide di tirare malamente, palla al lato. Poi nel finale Mantova ad un passo dal gol con Aramu. 0-0, decollo ancora una volta mancato per il Palermo. Prima abbiamo detto che il turno infrasettimanale in Serie B e in Serie C, di Palermo abbiamo già parlato, in Serie C il Trapani è stato ieri sconfitto in casa dall'Avellino, oggi tocca invece al Catania e anche alla Messina, ma intanto andiamo da Emanuela per questa parte, diciamo, appendice anche di carattere sportivo. Sì, allora vediamo la pagina 11 di Repubblica Palermo, appunto con il Palermo che non fa il bis a Mantova, un pari senza sussulti. I rosa non danno continuità alla vittoria contro la Reggiana. In Lombardia finisce senza gol, annullata una rete ai padroni di casa. E poi sempre la Serie B la vediamo anche sul Giornale di Sicilia, oggi la fotonotizia che viene dedicata proprio al Palermo. Il Palermo non sfonda, solo 0-0 a Mantova, squadra stanca, partita equilibrata e con poche emozioni, sciupata l'occasione di accorciare le distanze con la parte alta della classifica. Dicevi, anticipi non solo in Serie B ma anche in Serie C in questo turno infrasettimanale, quindi parlavi del Trapani che finisce KO in casa contro l'Avellino, batosta con l'Avellino, Lescano non basta. E poi sempre per la Serie C oggi le altre partite di campionato di questa 12ª appunto giornata di campionato. Il Catania che scende in campo, lo vediamo, siamo all'interno della Sicilia. Catania ora serve una reazione per non perdere di vista la vetta. Catania che giocherà fuori casa contro la Turris. I padroni di casa sono a rischio penalizzazione e cercano punti d'oro. D'Andrea e Lunetta i grandi assenti per infortunio, ma ci sono soluzioni in ogni reparto. Fischio d'inizio alle 20:45, così come per il Messina che giocherà in casa contro la Cavese. Aggiungo io che chiaramente come sempre questa sera a partire dalle 20:15 su Telecolor seguiremo con diretta stadio la partita tra la Catania e la Turris, Catania che gioca sul campo di Torre del Greco. Torniamo da te perché ci sono le parole anche, immagino, di Toscano, no? Esatto, ti faccio vedere sempre sulla stessa pagina Toscano che dice: mi attendo una risposta sul campo, giocare subito è un bene, ci permetterà di costruire il riscatto, attenzione gli avversari non sono dimessi. Queste appunto le parole del
tecnico. I 21 convocati, recupera il difensore Celli che ha smaltito un problemino fisico, in lista oltre a Forti pure il baby Allegra, queste le ultime. Va bene, allora vediamo anche le altre notizie. Angelo, naturalmente per quanto riguarda la stampa regionale, vediamo la prima pagina di Repubblica Palermo, il caso Montante in primo piano, ma soprattutto la farsa delle province. In apertura annullato il decreto per il voto a dicembre in attesa di una riforma sulla quale il centrodestra è già spaccato. Il record delle elezioni rinviate 12 volte e i commissariamenti infiniti, così l'ARS sfida anche la consulta. E poi vediamo nel sommario di Repubblica Palermo si torna a parlare del reddito di povertà, perché Fratelli d'Italia è contro questa misura voluta dal governatore Schifani e dice meglio sostenere il lavoro. Ieri abbiamo visto che insomma questa tesi è stata sposata poi da diversi, anche dall'ambiente ecclesiastico e soprattutto dei preti che sono in primo piano in campo, soprattutto nei quartieri più disagiati delle città. Andiamo a vedere un caso che è scoppiato in regione, licenziate il consulente omofobo, bufera alla regione. Lui è Gianfranco Amato, resta dov'è, però l'assessore Nuccia Albano si è limitata a chiedere al proprio collaboratore di chiarire appunto ogni sua precedente dichiarazione. Vediamo all'interno intanto questi 12 rinvii in 11 anni, il bluff delle elezioni nelle province siciliane. In sella dal 2014 i commissari straordinari nei liberi consorzi. L'ARS aggira il diktat della consulta sulla rinascita dei vecchi enti, c'è il veto dei meloniani. L'ANCI, servono risorse per strade e scuole, e qui oggi Repubblica pubblica il Monopoli delle province. Sembra quasi un gioco appunto. Si parte da marzo 2013, il via, la Sicilia approva la legge sull'abolizione delle ex province e poi tutto l'iter che è stato vissuto in questi lunghi anni. Andiamo a vedere il caso invece di questo consulente che avrebbe fatto delle dichiarazioni omofobe, revocate l'incarico al consulente, ma la regione se lo tiene. Pressing di associazioni e opposizione, l'assessore Albano chiede al collaboratore di chiarire, Cuffaro no a ogni tipo di discriminazione. Intanto la comunità arcobaleno condanna appunto le frasi shock che sono state pronunciate da lui sugli omosessuali come gli ebrei. Questa sarebbe stata la frase incriminata. Per la cronaca, sempre all'interno di Repubblica Palermo, c'è questa storia che una faida familiare, un ragazzo mette incinta una ventenne, i parenti gli sparano per lavare l'onta. I carabinieri hanno arrestato padre e figlio che volevano vendicare la giovane sedotta e poi abbandonata. Hanno sparato per uccidere il ragazzo che aveva disonorato la piccola di casa mettendola incinta e abbandonandola. Ad arrestarli sono stati i carabinieri della compagnia di Misilmeri. E poi c'è un'intervista ad un sociologo, Cirus Rinaldi, che dice: l'onore della ragazza è solo un pretesto in casi come questi per ribadire la supremazia del maschio. Il fatto che sia accaduto in un paese della Sicilia non significa niente. Questi sono comportamenti senza latitudini geografiche e sociali, e lo sappiamo perché purtroppo la cronaca ci racconta di queste storie che avvengono in tutto il nostro paese e non solo. La Sicilia di oggi, vediamo la prima pagina. Intanto c'è il maltempo, lo vedremo tra poco, che ha devastato Valencia, ma questo tema viene riportato anche in Sicilia, stesso scenario visto tante volte in Italia e anche purtroppo nella nostra regione. L'esperto dice: l'estate infinita aumenta i rischi, e vedremo tra poco quali sono per esempio per la nostra regione. Lo vediamo a pagina 3, la Sicilia come Valencia potrebbe anche
accadere. Queste sono le parole del meteorologo Luigi Pasotti, che parla appunto di temperature troppo elevate, soprattutto per la stagione. E poi vediamo le altre notizie. All'interno ancora il salva casa. Cosa cambia con la legge salva casa che è stata votata all'Ars? Non è un condono, così si fa cassa. Pratiche più semplici e tolleranze costruttive anche nell'isola, festeggia la maggioranza. E qui vediamo il presidente della regione Schifani con l'assessore regionale al territorio Savarino. L'Ars ha appena recepito appunto il decreto del ministro Salvini. Vediamo la prima pagina della provincia di Catania, l'incidente in primo piano, Vicky perde la vita in tangenziale, ma vediamo anche un'altra notizia. A proposito di maltempo, ritorniamo all'alluvione che ha colpito Catania. Abbiamo visto tutti le immagini di questa ragazza straniera che si è buttata sulla via Etnea letteralmente in mezzo a un fiume in piena, così si era trasformata la strada per salvare un uomo. Lei si chiama Angela Isaac e c'è una petizione per darle la cittadinanza. Lei è l'eroina appunto del nubifragio del 19 di ottobre. I promotori di questa iniziativa, la segreteria generale della CISL catanese, con il segretario Attanasio e poi Quadronchi Portale e l'Anolf Catania, presieduta dal legale Schinco, e poi anche da Monsignor Renna. Vediamo velocemente anche la prima pagina della Gazzetta del Sud. Angelo, ancora la finanziaria, quindi la prossima legge di bilancio regionale, finanziaria all'Ars, tutti contro tutti sulle variazioni da 420 milioni di euro. La giunta Schifani va sotto in commissione bilancio. MPA e Fratelli d'Italia votano con le opposizioni. E poi sul caso dell'ex provincia, come abbiamo visto, il timore di illegittimità costituzionale. Grazie Emanuela. Come ogni mattina a quest'ora noi apriamo una finestra con la polizia stradale del compartimento Sicilia orientale. Stamattina andiamo a Siracusa, dove per noi c'è il vicequestore Giovanni Martino. Buongiorno, ci racconta come va la viabilità e siamo proprio sulla strada insieme alle vostre pattuglie. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a chi ci ascolta. La mattinata ci consegna una situazione relativamente tranquilla oggi, perché non registriamo particolari criticità, se non le consuete code in tangenziale di Catania, soprattutto tra gli svincoli di Paese Etnei e San Giorgio, dovuti ovviamente al traffico intenso a causa dell'orario di punta e ad un cantiere che è presente proprio all'altezza dello svincolo di San Giorgio. Così come code rallentamenti registriamo nella diramazione che dalla tangenziale di Catania porta verso Catania Centro, soprattutto all'altezza dello svincolo di Canelicchio, dovute anche quelle al traffico intenso per l'orario di punta. Per quanto riguarda le autostrade, sulla A20, la Messina-Palermo, persiste la chiusura della galleria Calavata, gli svincoli di Patti e di Brolo. Questo comporta uno spostamento sulla carreggiata opposta, pertanto si invitano tutti gli utenti a prestare la massima attenzione perché ci si sposta proprio sull'alta carreggiata. Sulla 19, la Palermo-Catania, ancora rimane chiuso lo svincolo di Enna, quindi i catanesi che volessero uscire ad Enna dovranno necessariamente impegnare lo svincolo del Dittaino o ancora prima quello di Mulinello, e poi invece per coloro che vengono da Palermo il problema non si pone, perché potranno tranquillamente uscire allo svincolo di Enna che rimane aperto per coloro che provengono da Palermo. Per quanto riguarda l'autostrada Catania-Siracusa, nessuna criticità. Per quanto riguarda invece le strade statali, l'unica criticità che rileviamo è la strada statale 121 tra la Catania Paternò, all'altezza di Mister Bianco, tra Piano Tavola e Mister Bianco, dovuto anche lì purtroppo a code e rallentamenti a causa dell'intenso traffico. Quindi invitiamo alla massima attenzione. Io volevo ricordarvi velocemente, e chiudo il collegamento, che quando noi entriamo in macchina ci mettiamo in una scatola di metallo che va ad inserirsi in un contesto ampio che vede tantissime altre auto in circolazione. Sappiamo che il numero delle auto esponenzialmente aumenta man mano che passa il tempo, e quindi dobbiamo prestare la massima attenzione e guidare concentrati
concentrati perché non sappiamo cosa accade a sinistra e a destra, quindi mi raccomando, massima prudenza sempre. Io chiuderei il collegamento e vi auguro una buona giornata. Dal compartimento della Polstrada Sicilia Orientale è tutto. Grazie al dottore Giovanni Martino, proprio da Siracusa, per la Polstrada del compartimento Sicilia Orientale. Come ogni mattina allunghiamo il nostro sguardo anche sulla circonvallazione di Catania. Le immagini ci mostrano traffico particolarmente sostenuto in direzione Mister Bianco, in direzione anche verso il Policlinico della città di Catania, anche verso Ognina il traffico è piuttosto rallentato. E noi almeno per il momento ci fermiamo, adesso una breve sosta, dopo riprenderemo con la rassegna stampa con Emanuela Corsi, i giornali, quelli nazionali, notizie dall'Italia e anche dall'estero. Buongiorno Sicilia con la rassegna stampa nazionale, Emanuela. Sì, partiamo dal Corriere della Sera di oggi. Angelo, purtroppo su tutte le prime pagine c'è quella che quasi tutti definiscono l'apocalisse. In Spagna, ecco, vediamo il titolo del Corriere, apocalisse di pioggia, oltre 90 morti, decine i dispersi, la regione di Valencia è devastata, allarme dato in ritardo, in 8 ore sono cadute le precipitazioni che cadono tendenzialmente in un anno. I sopravvissuti parlano di trappola per topi, erano in trappola come topi e poi Sanchez dice non uscite, l'allerta ora anche a Barcellona perché questa perturbazione si sta spostando un po' verso il nord. E qui vediamo questa immagine simbolo appunto di questa alluvione, di questa catastrofe in Spagna. Siamo a Valencia con le macchine praticamente una sopra l'altra. Le venti furibondi e fango ovunque e corsa ai viveri. Queste sono le parole degli italiani che si trovano appunto in queste zone, raffiche di vento violente e cariche di sabbia, devastazione, ponti crollati, auto accatastate per le strade come fossero barattoli vuoti, manca la luce, manca l'acqua, le voci dal disastro. Ma cos'è che ha scatenato appunto questa catastrofe? La depressione, goccia fredda e poi le alluvioni. Vedremo tra poco di che cosa si tratta. Intanto entriamo all'interno, poi vediamo anche le altre notizie. Qui ci sono alcune immagini che arrivano dalla Spagna martoriata appunto da questa terribile alluvione, soprattutto la città di Valencia, dove sembra che sia esplosa una bomba. Piogge e inondazioni sommergono la Spagna, decine di morti, colpita, dicevamo, la zona di Valencia, molti dispersi, una notte infernale. Ci sono al momento 95 vittime e 120.000 persone sfollate. Andiamo a vedere nell'altra pagina con le polemiche per questo allarme che è stato lanciato con grave ritardo, scambio di accuse, governo, comunità. Il numero d'emergenza 112 è andato subito in tilt. L'incognita ora sono i dispersi, di molte persone non si sa nulla, dice il ministro della difesa, e poi l'allerta della protezione civile è arrivata quando c'erano già centri interamente allagati. Questa è l'accusa del quotidiano El Mundo. E poi c'è la solidarietà, i messaggi di cordoglio da Vinicius a Modric, il cordoglio anche da parte del mondo del calcio. Che cos'è questa famosa goccia fredda, Dana? Allora, l'aria circola. Lo spiega oggi bene il Corriere, ma anche gli altri quotidiani. Vediamo qui, l'aria circola secondo correnti non sempre parallele e da ovest verso est sono più pronunciati, tanto minore è la differenza tra le temperature dei poli e dei tropici. Quando una massa di aria fredda si stacca dalla corrente va verso sud creando una regione di bassa pressione isolata. Si tratta della cosiddetta Dana. L'acronimo è spagnolo e sta per depressione isolata ad alta quota. La Dana, detta appunto anche goccia fredda, si stacca in fretta dalla circolazione d'aria iniziale e ne sviluppa una propria.
Poi la massa di aria molto fredda si isola dal flusso principale della corrente e scende verso il basso, e ancora arriva lo scontro tra l'aria calda e fredda che crea una grande nube che genera intensi temporali, autorigeneranti e piogge abbondanti. Questo è quello che è accaduto, insomma, spiegato anche con un disegnino in maniera molto semplice in Spagna. Quindi una depressione in alta quota che si scontra con aria sempre più calda che sale, e lo scienziato avverte: è urgente ridurre i gas serra. Il problema non è appunto il freddo, ma il freddo che incontra queste masse di aria caldissime che sono presenti soprattutto sul Mediterraneo, e questo potenzialmente mette a rischio tutti i paesi naturalmente che si affacciano su questo mare. Allora andiamo a vedere anche la stampa. Apocalisse a Valencia, apocalisse è proprio la parola chiave che viene utilizzata oggi. E ancora vediamo Repubblica, anche qui l'apocalisse di Valencia. Restiamo sulla prima pagina di Repubblica per vedere anche altre notizie. Sciopero contro la manovra, ad annunciarlo sono la CGIL e la UIL, che scenderanno in piazza il 29 novembre. Landini attacca: misure ingiuste e pericolose. Salvini risponde: sindacati ridicoli. Intanto l'Istat dice che nel terzo trimestre il PIL si è fermato, l'Italia ha crescita zero, va meglio l'economia invece degli altri paesi europei. E ancora leggiamo nel sommario la questione migranti in Albania, lo scontro ancora tra toga e governo. Meloni: Albania, propaganda dai giudici, e accelera sul decreto. Andiamo all'interno di Repubblica, anche qui vediamo il disastro di Dana, e anche qui vediamo spiegato cos'è questo fenomeno della goccia fredda, ma andiamo a vedere anche altre notizie, perché c'è una svolta nel caso della morte della 13enne Aurora, che è volata giù da un palazzo di 7 piani. C'è un super testimone che accusa appunto l'ex fidanzatino. Aurora si aggrappava, ma lui la colpiva. 3 persone hanno visto l'ex fidanzato mentre spingeva appunto la 13enne, che è morta volando giù da appunto questo palazzo. Subito le accuse da parte della madre, che non credeva assolutamente in un gesto della figlia, ma credeva appunto che dietro ci potesse essere questo fidanzatino più volte violento. E poi si parla di un'altra tragedia, la morte di questa giovanissima sciatrice Matilde, tragedia sul ghiacciaio. La testimone ha detto: così ho visto cadere Matilde, lo scarpone ha toccato la neve, lo sci ha avuto un rimbalzo strano e lei ha preso 2 colpi diversi. L'allenatore Weiss conferma: è stata una fatalità. E qui il ricordo ieri a Giaveno, nel paese appunto di questa ragazza di 19 anni, alla chiesa di Santo Stefano. Oggi si terranno i funerali alle 10. Il tecnico ancora parla di questa promessa dello sci: aveva un grande cuore e una determinazione di ferro. Come abbiamo visto in prima pagina su Repubblica, c'è anche questo tema, cioè il PIL italiano che si ferma. L'estate congela il PIL, quindi nel terzo trimestre l'Italia è a crescita zero, a differenza degli altri paesi. Economia invariata tra giugno e settembre. Nel 2024 miglioramento pari solo allo 0,4, impossibile il target dell'1% che invece voleva raggiungere il governo, così aveva appunto annunciato. Vediamo Avvenire che appunto scrive: l'Italia si è fermata, crescita zero per il PIL nel terzo trimestre, quella acquisita è allo 0,4. Ora è difficile raggiungere appunto questo obiettivo dell'1%, intanto lo sciopero di CGIL e UIL contro la manovra. Andiamo sul manifesto di oggi, anche qui la macchina del fango, la foto dedicata alla tragedia di Valencia, e poi si parla dei migranti, dal decreto all'imbroglio, paesi sicuri trasformato in un emendamento che verrà contenuto all'interno di un'altra legge, Camere aggirate sulle deportazioni. E poi vediamo velocemente anche il Messaggero, con Meloni
che a proposito dei dossieraggi dice via i funzionari infedeli, la Premier ospite di Vespa, i dossier sono uno schifo, sui migranti i magistrati fanno invece propaganda. E poi le accuse a Elkann: ha mancato di rispetto al Parlamento, dure anche le opposizioni. Vediamo velocemente il caso Elkann che non vuole andare in Parlamento a riferire a proposito chiaramente della crisi di Stellantis. Elkann calpesta il Parlamento, Meloni lo inchioda, non conosce i fondamentali della Repubblica. E c'è La Nazione che apre col caso Stellantis, tutti contro Elkann, l'amministratore non andrà alla Camera ma chiama il presidente Fontana, restiamo in Italia. La Premier non rispetta il Parlamento, critiche bipartisan, Schlein stigmatizza, Urso convoca il tavolo automotive e poi l'intervista a De Palma della FIOM, un suicidio, tagliare i fondi. Grazie Emanuela, adesso noi ci fermiamo, guardiamo il meteo e poi torniamo con i primi ospiti della nostra mattinata. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Si mantengono condizioni di bel tempo anche nella giornata di giovedì su tutta l'Italia. Tempo stabile assolato, da segnalare nebbie al primo mattino sulla Val Padana e nelle vallate interne del centro. Sulla Sicilia dunque contesto anticiclonico, una giornata però parzialmente soleggiata. Di tanto in tanto infatti sarà possibile il passaggio di qualche nuvola ma con assenza di precipitazioni. Temperature massime diurne che non subiranno particolari variazioni, localmente si sfioreranno ancora i 24-25 gradi. Nessun cambiamento per la giornata di venerdì. Alta pressione dominante sulla Sicilia, cielo sereno o al più poco nuvoloso nell'arco della giornata, ma comunque con il sole che sarà il protagonista. Attenzione però ai venti che a tratti saranno sostenuti sul versante meridionale, con mare qui leggermente mosso. Il tutto con temperature massime che saranno stazionarie. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Potrei dirvi che stiamo per tornare su Antenna Sicilia e Telecolor. Potrei dirvi che ricomincia Isola Verde. Potrei dirvi che ancora abbiamo tanti luoghi meravigliosi da visitare, tante storie di grandi personaggi siciliani da raccontare. Insomma, potrei dirvi che ci sono imprenditori da raccontare, potrei dirvi che ci sono strade da percorrere, montagne da scalare, fiumi da guardare. Potrei dirvi che Isola Verde sta per tornare, sì, su Antenna Sicilia e Telecolor, ma non ve lo dico, è perché ve l'ho già detto. Vi aspetto. Isola Verde, la Sicilia delle cose belle. Buongiorno Sicilia, e adesso i primi ospiti della nostra giornata. Do il benvenuto in studio a Viola Sorbello, buongiorno. Buongiorno a lei. Presidente Legambiente di Catania. In collegamento salutiamo e diamo il benvenuto al vice sindaco di Catania, Paolo La Greca, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno, grazie. Allora, il tema di questa mattina è questo ultimo posto della città di Catania, che diciamo è la peggiore per quanto riguarda le performance ambientali, secondo il report di Legambiente pubblicato per il 2024, quindi per quest'anno già dovrebbe essere, diciamo, attuale. Io parto da Viola Sorbello per cercare di capire come viene fuori questo dato, poi vado dal vice sindaco La Greca. Sì, è un report intanto effettuato realizzato da Legambiente ma anche dal Sole 24 Ore. È del 2024 ma riguarda i dati del 2023, quindi tutto quello che dall'amministrazione comunale, da tutti gli enti competenti e le istituzioni è stato realizzato nel 2024 ovviamente non viene preso in considerazione. È andata male perché, ma non era andata meglio negli anni passati. Catania è stata ultima, penultima o terzultima negli anni passati, quest'anno è ultima. Le performance ambientali non sono buone, quindi per performance ambientali questa classifica non guarda una vivibilità in generale, il sole, il mare, l'Etna, l'amenità
qualità dei luoghi, perché sennò veramente non saremmo ultimi. Guarda solo alle performance, come dicevo, ambientali, cioè dire depurazione delle acque, livelli di raccolta differenziata dei rifiuti, mobilità, offerta del trasporto pubblico, qualità dell'aria e consumo del suolo, verde urbano, insomma tutto quello che riguarda la tutela dell'ambiente. Allora, adesso vado dal vice sindaco, dal dottore La Greca. Allora, questi dati ci mostrano, diciamo, inchiodano Catania all'ultimo posto. Dobbiamo anche dire un'altra cosa, che le altre città siciliane non stanno benissimo. Catania è ultima, ma un po' tutte le città del sud vanno male. Ma non è una giustificazione, non è neanche una consolazione. Allora, La Greca, che cosa c'è di vero in questi numeri, e se comunque in questo 2024 sono cambiate delle cose rispetto a quello che è stato invece preso in considerazione per il 2023? Beh, i numeri sono dei numeri importanti, non dimentichiamo che il rapporto, come diceva la Presidente Sorbello, è redatto da Legambiente con Ambiente Italia, con il supporto del Sole 24 Ore, quindi sono dei documenti piuttosto importanti. E il dato fondamentale è che la performance ambientale della città di Catania, come ricordavate voi, rientra all'interno di una condizione oggettivamente pessima di tutte le città del Mezzogiorno. Ricordiamo che fra le ultime 10, tranne 2, sono tutte città del Mezzogiorno d'Italia. E è vero, si considerano l'acqua, l'aria, i rifiuti, la mobilità e l'ambiente. Sono tutte questioni che la città di Catania purtroppo ha da sempre trascurato, o comunque per una serie di ragioni complesse. Pensiamo alla mobilità. L'inquinamento dell'aria è dovuto ad un uso. Catania è la prima città in Italia in termini di automobili, circa 78 auto per ogni 100 abitanti, è un dato impressionante. Catania è una città che ha una produzione di rifiuti esorbitante. Bisogna anche dire che su questo non vi è dubbio che c'è anche un carico che continua a provenire dai comuni contermini. La conurbazione catanese è un unicum, certamente un grande numero di comuni o di abitanti che provengono dell'Interland scaricano su Catania. Nulla giustifica naturalmente questa condizione. Quello che possiamo dire è che proprio ieri mattina è stato presentato in Consiglio Comunale l'atto di indirizzo della Giunta che ha proposto per il piano urbanistico generale, e che dà come ambizione precisa quella di transitare la città. Proprio nel primo paragrafo sulla vision c'è scritto testualmente: transitare la città verso un ecosistema urbano sostenibile. Cioè la città e la volontà dell'amministrazione è proprio quella di muoversi in questa direzione. Lo avete appena ricordato, i dati sono dati del 2023, la Giunta Trentina si è insediata alla fine di giugno del 2023, quindi quello che è stato fatto quest'anno, l'aumento della ciclabilità, l'aumento delle aree pedonali, che sono tutti parametri, badate bene, importantissimi rispetto al rapporto Legambiente e Ambiente Italia, non sono stati presi in considerazione. Ma non significa nulla. L'anno 21, aggiornando questi dati, invece che ultimi saremo di nuovo negli ultimi 10, negli ultimi 20. Qui il tema fondamentale è capire, e concludo, che la battaglia per un mondo migliore, per un mondo sostenibile, o si vince o si perde nelle città. Nella introduzione al rapporto è correttamente detto: le città devono essere aiutate, è necessaria una politica nazionale e una politica locale attenta a migliorare la condizione delle città. La Greca, io la fermo un attimo perché due temi volevo affrontare. Un problema culturale, perché evidentemente se utilizziamo tutti l'auto è perché abbiamo bisogno anche dei mezzi pubblici che siano efficienti, ma c'è proprio la nostra tendenza molte volte a volere necessariamente arrivare quasi a ridosso della nostra meta. C'è un problema invece che riguarda alcune infrastrutture, che riguarda il tema dell'acqua. Noi perdiamo acqua, siamo ancora a brodo. Sì. Perché la disperdiamo. Non abbiamo piogge e quando arrivano fanno anche danno. Quella poca acqua che abbiamo non la facciamo arrivare in maniera corretta nelle abitazioni oppure nelle aziende. C'è un problema anche da affrontare da questo punto di vista.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Il problema è un problema, come dicevo, strutturale. Le città siciliane hanno una media del 70% di perdite, che è veramente impressionante, con una rete di distribuzione assolutamente carente. Le condizioni del cambiamento climatico, che sono anche queste poste con grande attenzione nel rapporto, impongono di ripensare radicalmente il modo in cui finora si è fatta la raccolta delle acque piovane. Il Catania è prevalentemente, tranne i canali di cintura a nord, nella parte del centro storico, ha tutta una fognatura mista, cioè nello stesso tubo passano sia le acque nere che le acque piovane. Questo naturalmente implica una condizione estremamente difficile per poter rispondere all'esigenza di una piovosità che avviene oramai con intensità senza precedenti. Anche qui è necessario reimmaginare, e lo può fare molto l'assetto urbanistico della città, e una sorta di superficie captante nuova, rain garden, tutto ciò che in qualche modo può accogliere queste acque, non più canalizzandole esclusivamente dentro i canali tradizionali e le fognature tradizionali, ma consentendo delle espansioni, delle aree molto più ampie e captanti, riutilizzando le aree libere anche con questa finalità. Sono tutti principi, mi farebbe piacere che avessimo modo di poterne parlare, che il documento dell'atto di indirizzo contiene, e anche oggi sul vostro giornale, sulla Sicilia, è riportato con ampia rilevanza questo momento, sul quale veramente, forse per la prima volta, si è posta una condizione di uno strumento urbanistico che sarà orientato esclusivamente alla transizione della città verso un ecosistema sostenibile. Grazie, adesso parliamo anche di verde, perché la città di Catania accusa anche questa, pecca, anche se dobbiamo dire che l'amministrazione Trantino, grazie anche a fondi europei, ha approvato a piantare molte piante, lo sta facendo. A Librino, ad esempio, c'è stata una moria senza precedenti di alberi che sono stati piantumati. La stessa cosa è capitata anche al Boschetto della Playa. Voi come Lega Ambiente avete fatto qualche cosa in questo senso? Supportate l'amministrazione, date il vostro supporto? Perché chiaramente quando vengono piantati migliaia di alberi e poi questi seccano perché magari non c'è attenzione, e non è l'attenzione soltanto dell'amministrazione comunale, perché l'amministrazione li fa piantare e poi seguire da parte di chi chiaramente è deputato. È proprio, guardi, lei nella domanda è contenuta la risposta. Oggi noi viviamo un momento in cui arrivano i fondi per il verde, arrivano i fondi per la gestione dei rifiuti, ma c'è un problema di gestione da parte delle istituzioni locali che a volte non riescono veramente con i pochi mezzi che hanno a disposizione a gestire gli alberi, i rifiuti, eccetera. Nel caso specifico di Librino la responsabilità è di chi poi ha la cura di questa, cioè la ditta che ha appaltato, la ditta, ha avuto un appalto. ma poi ci sono anche, noi siamo in continuo contatto con l'ufficio Ecologia e Ambiente che non fa altro che lamentare il fatto che non ci sono giardinieri, non c'è manodopera, non ci sono le autobotti. Ieri, scusa se interrompo, il sindaco ha annunciato delle assunzioni che però in questa fase non riguardano i vigili urbani, ma riguardano anche ingegneri, riguardano geometri, riguardano per fare funzionari, progetti, per acquisire i fondi europei. Poc'anzi lei ha detto una cosa molto interessante: voi cosa fate per supportare l'amministrazione comunale? Noi, e questo è un punto, è un tema che tengo a sottolineare, noi cerchiamo veramente di supportare questa amministrazione comunale, ma come anche le altre. Abbiamo sempre avuto questo ruolo di proprio bonariamente metterci lì e dire: guardate, noi siamo, il terzo settore si pone come soggetto intermediario fra cittadini e istituzioni, noi rappresentiamo i cittadini, o comunque quella quota di cittadini che ha la mente aperta, che vuole, che capisce che la tutela dell'ambiente non è una cosa così, ma serve proprio per fare crescere le città, per farle diventare moderne e per fare stare la gente bene, per farla sopravvivere, perché oggi se muoiono tante persone, tanti ragazzi per le strade, è perché non ci sono applicazioni di strategie di mobilità sostenibile. Detto questo,
Detto questo, noi da un lato incoraggiamo la pubblica amministrazione, però chiediamo alla pubblica amministrazione anche coraggio, perché noi purtroppo viviamo in una città, perché si dice sempre, ma di chi è la responsabilità? Perché Catania è così? Allora i cittadini dicono noi non abbiamo un'amministrazione che funziona, l'amministrazione sono i cittadini che buttano i rifiuti a terra, eccetera. La verità è che ci sono responsabilità da entrambe le parti e dobbiamo crescere insieme. Serve collaborazione. Supportiamo l'amministrazione comunale nelle buone azioni e soprattutto e stimoliamo l'amministrazione in quelle cose che magari mancano, diciamo così. Contrastiamo l'amministrazione nelle cose che mancano o addirittura nelle azioni negative, perché ci sono ancora comunque anche delle azioni che sono anche contro l'ambiente, il consumo del suolo, i supermercati. Beh, il tema è vastissimo. No, poi io potrei parlare ore. Il tempo è scaduto. Semplicemente al vice sindaco La Greca l'impegno chiaramente da prendere in questa direzione, mi pare nelle sue parole c'è stato, l'abbiamo già sentito. Il tema è ampio, non abbiamo più tempo, però invito il vice sindaco La Greca, la dottoressa Viola Sorbello, che è presidente di Legambiente Catania, magari ad un'altra trasmissione un po' più ampia, avremo più tempo magari per dibattere di questo argomento, perché potremmo veramente a 360 gradi affrontare tantissimi argomenti. Grazie alla vice sindaco di Catania Paolo Greco per il suo contributo, buongiorno, a presto. Grazie a voi tutti, buongiorno. Grazie a Viola Sorbello, presidente di Legambiente Catania. Ci dobbiamo fermare, il tempo è quello che è, fra poco altri temi. Restiamo a Catania però, perché parliamo delle prossime commemorazioni dei defunti e avremo in studio l'assessore Petralia. A fra pochissimo. Bentornati a Buongiorno Sicilia e salutiamo l'assessore Giovanni Petralia, assessore ai servizi cimiteriali del Comune di Catania. Buongiorno. Allora, buongiorno. Si avvicinano le giornate di commemorazione dei defunti. Per questa occasione il vostro impegno è stato davvero forte, importante. Avete fatto tanti lavori. È tutto pronto al cimitero? Sì, è tutto pronto già da diverse settimane, abbiamo fatto un grande lavoro, diciamo sin da subito, dopo il Ferragosto abbiamo già intrapreso diverse attività, grazie alla sinergia, alla cooperazione tra le varie direzioni. Il primo intervento è stato quello di manutenzione straordinaria dell'impianto idrico, perché all'interno del cimitero purtroppo molto spesso aree intere erano completamente prive di fornitura idrica e quindi le famiglie lamentavano questa problematica, segnalata anche dal vostro programma, dai vostri tecnici. Abbiamo quindi intrapreso un'attività di manutenzione straordinaria che ci ha consentito con urgenza di risolvere il problema, e in questa fase il cimitero è completamente fornito d'acqua in ogni sua zona. Oltre a queste attività di manutenzione dell'impianto idrico è stata anche intrapresa un'attività di ripristino delle luci votive presenti all'interno di alcune colombaie che erano non funzionanti a causa di atti vandalici, di manomissioni da almeno 4 anni. Quindi questo è stato un altro intervento importantissimo portato a termine proprio qualche giorno fa. Assessore Petralia, avete preso a cuore, diciamo, la questione cimitero, perché lei diceva prima, prima di andare in diretta, quella è una città nella città davvero, esatto, con tanti problemi, e diciamo che i problemi della città poi vengono rispecchiati, si riportano dentro al cimitero monumentale di Catania. Avete lavorato anche ai servizi igienici? Sì. Avete fatto in modo che per questi giorni, insomma, le persone che vanno a visitare i loro cari possono trovare una situazione dignitosa. L'impegno chiaramente è che non sia semplicemente limitato al fatto che fra 2 giorni c'è la commemorazione dei defunti. Immagino che c'è tanto lavoro da fare al cimitero di Catania. La nostra attenzione è massima e lo abbiamo dimostrato in qualsiasi fase dell'anno, non soltanto in prossimità di quella che è la festa e la commemorazione dei defunti. Lo abbiamo dimostrato già l'anno scorso. Avevo anticipato qualcosa poc'anzi parlando, proprio durante il nostro insediamento vi era il problema, l'emergenza posti al cimitero.
Subito dopo il mio insediamento ci siamo ritrovate molte salme, addirittura ai 3 cancelli, e quindi questa era un'emergenza vera e propria che abbiamo affrontato con grande senso di responsabilità, mettendo in atto un'ordinanza di sepoltura straordinaria di tutte quelle salme che erano in sosta da troppo tempo presso i nostri locali di deposito. Quindi questo è stato un atto di grande responsabilità, ma che ci ha consentito di superare il rischio di emergenza posti che in molti altri comuni ha avuto delle conseguenze devastanti. Ma appunto abbiamo anche dato dignità nuovamente ai servizi igienici con degli interventi di manutenzione straordinaria. Oggi, in questi giorni, dal 31, 1, 2 e 3 di novembre, abbiamo poi anche aumentato la disponibilità con dei servizi igienici chimici che verranno messi a disposizione del pubblico. Oltre a questo abbiamo chiesto a MTS di rafforzare la loro flotta di navette all'interno del cimitero monumentale, ed è importante anche la presenza di, essendo io anche assessore all'autoparco, abbiamo garantito la presenza di diverse auto elettriche a disposizione di eventuali disabili, di eventuali anziani con difficoltà alla deambulazione. E di questo le volevo parlare, cioè l'attenzione anche per le persone che hanno un problema di mobilità. Esatto, ricordiamo che nei giorni 1, 2 e 3 il cimitero sarà soltanto pedonale, solo dalle ore 14 alle ore 17, quindi nel pomeriggio, verrà consentito l'accesso ai disabili con apposita certificazione, potranno entrare con i loro mezzi, ma oltre a questo abbiamo garantito anche la presenza di 3-4 vetture nostre elettriche a disposizione di disabili o anziani con difficoltà motoriche. Come ogni anno si è provveduto anche alla viabilità, a regolamentare la viabilità, perché in questi giorni, diciamo, nell'area attorno al cimitero di Via Acquicella la situazione diventa caotica, è una parola troppo, diciamo, poca, non rende l'idea. Esatto, effettivamente ci troviamo in una città all'interno di un'altra città. Molti cittadini hanno preferito trovare i propri cari non attendendo giorno 1 o 2 come si fa tradizionalmente, ma molti hanno anticipato, quindi questa è stata una settimana molto difficile, molto complicata dal punto di vista della viabilità. Migliaia di persone si sono recate al cimitero, fortunatamente grazie a dei tavoli tecnici che abbiamo messo in piedi con l'ufficio UTU, con la polizia locale, si sono appunto effettuate una serie di interventi di viabilità che stanno consentendo in qualche modo di controllare la situazione. Da domani tutto dovrebbe essere un po' più tranquillo, perché l'accesso al cimitero sarà soltanto pedonale e quindi la situazione dovrebbe essere un po' più sotto controllo. All'interno proprio dell'area cimiteriale voi avete provveduto anche a garantire la sicurezza a chi chiaramente in questi giorni, non solo in questi giorni, va a fare visita ai defunti e ai loro cari. Avete provveduto a tagliare degli alberi che erano molto pericolosi, che rendevano però rischioso la frequentazione proprio del cimitero. Esatto, è stato fatto un intervento importante grazie alla sinergia con la Direzione Verde, col collega Massimo Pesce, che è l'assessore di riferimento, perché una prima potatura è stata effettuata nella parte esterna del cimitero, ma cosa ancora più importante, grazie a delle risorse della Protezione Civile siamo riusciti anche a fare degli interventi di potatura o a volte anche rimozione di alberi pericolosi all'interno del cimitero. E quindi anche, come abbiamo visto in precedenza, durante la fase del maltempo non ci sono stati fenomeni devastanti all'interno del cimitero, perché questi interventi già erano stati portati a termine. Abbiamo fatto anche, come giusto che sia, una manutenzione stradale, manutenzione in generale, per cercare di garantire la massima sicurezza a coloro i quali verranno in questi giorni al cimitero. Allora, questo per quello che riguarda i giorni chiaramente che ci accingiamo a vivere. Quali sono però, non dico a lunghissima scadenza, ma nella media scadenza, i prossimi interventi che farete? Allora, l'intervento intanto sull'impianto idrico è un intervento che ci ha portato a risolvere quelle che sono le problematiche maggiori, perché vi era un problema già nella condotta principale che portava l'acqua dalla zona esterna a quella che è la cisterna principale del cimitero, quindi non raggiungeva mai la giusta capienza, la giusta pressione. L'intervento come primo step ci ha portato a risolvere questo problema, però in realtà il sistema idrico del nostro cimitero ha molte altre perdite, molti altri problemi, e quindi le attività andranno avanti anche dopo la commemorazione dei defunti. Oggi però, compreso il giorno 1, 2 e 3, avremo lì a disposizione, l'ho chiesto io e ho avuto la massima disponibilità, la presenza fissa di squadre di idraulici, perché dobbiamo farci trovare pronti nel caso in cui ci siano problemi proprio in questi giorni di grande affluenza. Altre attività verranno anche portate avanti dal punto di vista della cura del verde e via dicendo. Una cosa che vorrei anticipare, che è avvenuta anche l'anno scorso ma che è molto importante, anche quest'anno, giorno 2, ci sarà la presenza del Vescovo all'interno del cimitero monumentale di Catania, perché
che verrà celebrata la messa proprio nella piazza grande dove si trova la chiesa all'interno del cimitero. Un evento importante che è stato già fatto l'anno scorso e che si ripeterà quest'anno, quindi per noi è un grande onore avere il Vescovo lì presente. Possiamo ricordare l'appuntamento? È giorno 2 intorno alle 10. Giorno 2 intorno alle 10. Grazie allora all'assessore Giovanni Petralia per questo suo intervento. Come sempre noi con il nostro Demana attenzioniamo con grande attenzione le vicende che riguardano il cimitero ma anche la città di Catania in particolare. Buon lavoro intanto. Grazie. Noi ci fermiamo, fra poco invece parleremo di diciamo di disagi legati alla emotività, all'ansia, ne parleremo con 2 esperte in studio. Restate insieme a noi. Bentornati a Buongiorno Sicilia, in studio con noi adesso c'è Giulia Palmieri, psicoterapeuta, buongiorno, e Roberta Rapisarda, un'altra psicoterapeuta, ma parleremo di 2 cose diverse stamattina o comunque sono in qualche modo legate. Parliamo intanto dell'ansia. Un po' tutti, insomma, nella nostra vita attraversiamo periodi più o meno tesi, più o meno ansiosi o ansiogeni, non lo so, poi magari il termine giusto ce lo dirà lei. E combattere l'ansia, superare l'ansia è certamente ne traiamo un grande giovamento, cioè perché abbiamo meno stress, siamo più sereni. Voi avete pensato a questo progetto che si chiama Psimposio, che cos'è? Allora, Psimposio in realtà è un progetto che nasce dalla collaborazione con 2 colleghi, che oggi sono in rappresentanza di questi 2 miei colleghi, ed è una realtà che cerca di creare un'unione tra quello che appunto è la psicologia e i temi che poi rappresentano una quotidianità per ognuno di noi, all'interno di una comunità, cioè creare una sorta di salotto psicologico, creare occasioni di incontro, di discussione rispetto a tematiche che poi rappresentano un po' quello che viviamo tutti i giorni, però in contesti meno strutturati, quindi occasioni di incontro dove le persone possono sentirsi comunque tranquille di parlare. Il bar potrebbe essere. Esatto, il bar potrebbe essere, dei pub o appunto come in questa occasione stiamo facendo con la collaborazione della collega che è una... In realtà non è una psicoterapeuta, però rappresenta una realtà che è Riabiti, che è una comunione di professioni. Noi in quanto psicoterapeuti che occuperemo di ecoansia e loro che rappresentano una realtà di second hand nella realtà adesso catanese. ci facciamo spiegare che cosa significano anche questi termini, perché chi ci segue da casa ma cosa significa. Esattamente. Abbiamo parlato di Psimposio. Sì. Adesso Riabiti. Sì. Ma Riabiti che cos'è? Che cosa vuole, che cosa ci vuole dire? Allora, Riabiti è una realtà di second hand e vintage. Diciamo che cosa significa, no, perché chi ci segue da casa magari non riesce a... cosa significa? Allora, è nato come negozio, però non è un semplice negozio, ma è noi abbiamo una missione. Seconda mano? Sì, di seconda mano, appunto second hand sono abiti usati, appunto riabiti significa dare all'abito una nuova opportunità. Una nuova opportunità, esatto, di vivere in un altro armadio. Sì, è una realtà di second hand e vintage dove però ci occupiamo anche di iniziative sociali e workshop locali. Per l'appunto abbiamo creato questa serie di eventi dove appunto ci saranno questa promozione di questa docuserie dove parlerà dell'industria tessile, delle problematiche che porta in diverse parti del mondo riguardo appunto alla moda veloce che ormai tutti pensiamo sia una moda usa e getta. Noi appunto abbiamo come obiettivo quello di ridare valore ai capi e alle risorse ambientali che vengono sfruttate e soprattutto una dignità al lavoro che ci sta dietro ad ogni capo. Torno di nuovo da Giulia Palmieri. Questo matrimonio, mettiamo così, tra psicologia e la possibilità e imprenditoria da una parte e possibilità però di dare opportunità magari a chi viene da voi a cercare conforto perché magari sta soffrendo un periodo mentalmente, può essere distratto, che ne so,
dal vedere una maglietta particolare, un abito particolare durante questi incontri? Allora, la cosa interessante secondo me di questi incontri, che poi è stata la motivazione per cui abbiamo colto questo invito, è che si crea una combo di professionalità, cioè un'unione di aspetti che qualificano poi la qualità di vita della persona. Perché cosa può c'entrare la psicologia con un negozio second hand o vintage o di seconda mano? Facciamo così. Proprio tutto quello che ad oggi si sta sentendo e si rivive con l'ecoansia, no? Con questo concetto che è la preoccupazione che una persona può avere rispetto ai cambiamenti climatici, l'inquinamento, la realtà che ci circonda, e che penso che è una domanda che ci poniamo quotidianamente: dove stiamo andando, no? Quindi l'idea di unire professionalità, quale la psicoterapia, quali imprenditori che si occupano di una rivalutazione, quali nei nostri eventi abbiamo ospiti anche come biologi che si occupano proprio di qualità ambientale, no? Portano proprio a porre un'attenzione più specifica nel cosa si può fare, quali sono le strategie quotidiane che ci aiutano a noi a gestire quest'ansia, che è normale. Sentiamo cosa sta succedendo in questo periodo a livello di cambiamenti climatici, di cambiamenti proprio di vita, e ci danno proprio un indizio su come poter agire nella nostra quotidianità per sentire meno gli effetti dell'impotenza, dell'ansia, di una confusione che è dettata da qualcosa che spesso è più grande di noi, no? Non so se avete già fatto degli incontri in questo, diciamo, in questa struttura, non è un negozio, non credo sia un negozio, però è un luogo di incontro dove vi ritrovate per proporre anche determinati capi. Le persone che partecipano agli incontri dimenticano che stanno in questo momento, sono a colloquio con, che ne so, uno specialista che lo sta, non dico psicanalizzando, però lo sta aiutando a superare magari un problema privato, riescono a muoversi bene in questo ambiente? Chiedo a voi, perché chiaramente questa esperienza l'avete già provata. È un'esperienza molto naturale, appunto si apre con questo documentario che ha delle scene che un pochino potrebbero creare essere sopraffatti. Esattamente. E quindi dopo passiamo la parola appunto ai psicologi. Quindi è una full immersion. Sì, e poi appunto loro sono molto bravi perché creano anche questa esperienza interattiva, quindi diciamo che portano le persone a... Diciamo che l'obiettivo è quello di creare uno spazio di ascolto che però è meno strutturato rispetto a un setting clinico, certo, no? Perché l'idea è quello di stare lì insieme, anche come professionisti, perché i professionisti prima di essere tali sono persone, no? Esatto. E dire, creiamo questo senso di condivisione, perché d'altronde quello che senti tu potremmo, se provarlo anche noi, potrebbe provarlo la persona che sta accanto, e quindi un po' insieme l'unione, lo scambio di opinioni può portare un attimino a... Questi clienti pazienti, utilizzo questo termine che è un po' strano, creato in questo momento. Quali sono le qualità e le caratteristiche? Sono giovani, meno giovani, appartengono a tutte le età, a tutte le estrazioni sociali? Noi vorremmo appunto che questa cosa servisse a tutti, perché siamo tutti parte di questo cambiamento, quindi tutti possiamo sentire appunto questa ecoansia, esatto, che appunto ogni giorno ci rende partecipi dei cambiamenti, il cambiamento climatico, Io credo che non ci sia poi una categoria di appartenenza, è in base a quello che tu senti, no? Ti puoi sentire più legata ad un tema piuttosto che un altro, e avere anche solo il coraggio di stare lì, anche solo ad ascoltare. Esatto. Crea una condizione tale per cui le persone poi dicono ok, può interessarmi, quindi è un mix tra psicoeducare, quindi avvicinare anche le persone che magari sono lontani da questo contesto, con i giusti modi, perché comunque questo poi cambia una comunicazione che può essere funzionale da una disfunzionale, quindi avvicinare le persone che magari sono lontane, ma allo stesso tempo valorizzare le preoccupazioni, i pensieri di persone che vivono questo, e creare un punto di incontro, cioè l'idea di creare una realtà che proprio sia inclusiva è più grande. In bocca al lupo allora, grazie alla dottoressa Giuliana Palmeri, grazie anche a Roberta Lapisarda, speriamo, insomma, vedremo un po', magari più avanti ci aggiorneremo su come vanno questi incontri. Noi ci dobbiamo fermare, ci sono adesso le pillole dell'almanacco e dopo cambieremo totalmente argomento, saremo un po' più frivoli perché andremo a vedere e scrutare le stelle con Marco Amato.
Il 31 ottobre è la giornata mondiale del risparmio. Questa ricorrenza nasce nel 1925 come momento di riflessione per formare cittadini, adulti e bambini responsabili e attenti. Da quel momento ogni anno la giornata viene celebrata con grande entusiasmo in tutto il mondo ed un gruppo di esperti fornisce al pubblico gli strumenti necessari per comprendere meglio come gestire i propri soldi ed educare sul valore del rispetto delle risorse economiche. Ma sapete cosa sono i buchi neri? Un buco nero è una regione dello spazio in cui la materia è compressa in un puntino minuscolo con densità altissima. È tanto denso che la sua attrazione gravitazionale non lascia sfuggire nulla. Perfino la luce è trattenuta all'interno, perciò il buco nero è invisibile. L'unico modo per rivelarlo è osservare l'effetto che esercita sull'ambiente circostante. Ne esistono di due tipi di buchi neri, quello di massa stellare che si forma quando una stella enorme termina la sua vita e quello supermassiccio che si trova al centro delle galassie. Eccoci, siamo di nuovo insieme al momento delle stelle con Marco Amato. Buongiorno Marco. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Guardo questa tazzina e vedo, cerco di capire cosa. Ecco, adesso nel piattino. Ci sono dei frutti, cos'è? Una zucca. Ecco la zucca. Siamo in tema, ovviamente, siamo in tema. Siamo in tema perché siamo ad Halloween e quindi insomma dalla tradizione irlandese che vedeva questa luce messa prima nei tuberi di rapa e poi in quelle della zucca che si sviluppa più in America e che comunque è presente anche nella nostra Sicilia proprio perché la zucca in agrodolce si fa proprio in questo periodo dell'anno, ma c'è una ragione molto semplice, ovvero le zucche proprio prima della festività dei morti venivano tutte raccolte perché non dovevano prendere la prima gelata di novembre, ovvero quando le stagioni facevano le loro stagioni, proprio per non fare marcire le zucche, anche se non erano ancora mature, si ritiravano e si accatastavano dentro casa. E di qui l'utilizzo un pochino più festivo e goliardico della zucca di Halloween. Ebbene, detto questo, perché non rinuncio mai a essere un po' l'antropologo che sono, oggi vi volevo parlare di un dolcetto, uno scherzetto che riguarda proprio Alessandra Moroso che presenta il suo ultimo brano, ha creato questo titolo che è Si mette male, che è un testo scritto a quattro mani con Tananai. L'ha presentato ad amici e da giorno 1 sarà in radio e quindi lo ascolteremo, e parla di qualcosa che sta per accadere ma che non vale la pena di fermare. Cosa ci vorrà raccontare con la sua canzone Alessandra Moroso? Beh, essendo una leone sicuramente sarà un dolcetto e non uno scherzetto, proprio perché l'astrologo pensa che sia l'inizio di un amore. L'inizio di un amore per il segno del leone è assolutamente confacente al periodo zodiacale. Venere in Sagittario e porta benissimo sia ad Ariete, al Leone che a Sagittario in amore, ma non solo, anche Mercurio che diventa di nuovo il più grande e interessante dialogo per i tre segni zodiacali di fuoco. Tornano di nuovo a scambiare, a farsi sentire e ad essere un pochino più assertivi. Per tutto il resto dello zodiaco oggi la luna da Bilancia va in Scorpione e domani ci farà una bella sorpresa, ma per quello che riguarda oggi i segni d'acqua, nella seconda metà della giornata Pesci, Cancro e Scorpione staranno sicuramente meglio. Cosa fanno i Terra e gli Aria? I Terra, i Toro, si troveranno un po' la luna in opposizione, quindi oggi un po' di calo emotivo per i Toro, mentre invece la Vergine si trova ad avere a che fare con un problema sentimentale che dovrà risolvere. Capricorno invece beatamente capta molto empaticamente tutto il circostante intorno a lui e tenta di essere un pochino più amichevole del solito.
A proposito di comunicazione e amicizia, Gemelli Bilancia Acquario sono gli specialisti nello zodiaco della comunicazione in quanto segni d'aria. I Gemelli terminano finalmente un'opposizione della Luna, quindi una serata splendida per i Gemelli che tornano di nuovo a sorridere e a essere goliardici. Bilancia sempre alle prese con degli amori, ma qualcuno questo weekend parte, si eclissa, fa un po' la misteriosa la Bilancia per adesso. E per ultimo Acquario, che è sempre quello delle novità, delle feste e delle sorprese. Preparatevi ad una serata veramente eccezionale, avvolti sempre da un fascino misterioso. Gli Acquario questa sera sorprenderanno tutti. E detto questo, vi auguro una splendida giornata e un buon Halloween. Buongiorno Grazie. Sicilia. Grazie Marco per i tuoi consigli. Torniamo adesso ai giornali, ma vedo che sono legati ad Halloween, se non dico male, ho sbirciato qualcosa. Emanuela. Beh, certo, per Halloween non poteva mancare l'intervista al re dell'horror italiano su Repubblica, Dario Argento, che dice: ho scoperto Halloween e l'ho portato in Italia, conosco tante streghe ma i vampiri sono più chic. Parola di Dario Argento. Esatto, e se lo dice lui ci crediamo. Molti anni fa a Los Angeles vidi zucche e i cortei mascherati, tornai a casa con l'armamentario e lanciai la moda nel mio negozio a Roma. Quindi lui è uno di quelli che ha importato un po' questa ormai moda, tradizione che è entrata a far parte delle nostre, appunto, di Halloween. E poi parla un po' del cinema horror in generale, dice: nell'horror i più forti sono i messicani, l'esponente di punta è Guillermo del Toro, presto torno a girare, non ho mica smesso di farvi paura, quindi probabilmente qualcosa bolle in pentola. Lui oggi ha 84 anni, ha una lunga serie di film particolarmente spaventosi. Ecco. Per esempio, cosa consiglierebbe lui questa sera tra i suoi film da proporre? Suspiria, senza dubbio, dice. Allora, tu sei un amante del genere horror? No. Devo essere sincero, no. Ti spaventeresti guardandoli? No, non gradisco proprio Angela il genere. imperturbabile sempre. Assolutamente. Grazie allora ad Emanuela. Domani non ci rivediamo con Buongiorno Sicilia, torniamo lunedì. Domani gli appuntamenti con l'informazione, alle 8 ci sarà il telegiornale e alle 8:30 invece la rassegna stampa. Il 31 ottobre del 1961 nasce Larry Mullen. Chi è questo signore? È il batterista degli U2. Adesso sentiamo una esibizione al Madison Square Garden dal titolo Stuck in Moment, significa bloccato in un momento particolare. Sentiamo e ascoltiamo e chiaramente vediamo anche il nostro almanacco di oggi.